Sono 7 i casi gravi di epatite acuta sospetti in Veneto, su cui si concentrano le attenzioni di medici e ricercatori che in tutta Europa stanno cercando di capire l'origine di questa forma di epatite che ha portato nei casi più gravi fino al trapianto di fegato sui bimbi contagiati. Al primo caso riscontrato già lo scorso 17 ottobre, prima ancora che l'allarme deflagrasse in tutta Europa, all'ospedale di Campo San Piero, dove era stato ricoverato un bimbo di 1 anno guarito dopo le cure e positivo al parvovirus. Sono seguiti altri 6 casi sospetti, uno dei quali sempre a Padova, gestito dall'azienda ospedaliera, un neonato di 1 mese arrivato con una forma grave di epatite associata in questo caso ad un contagio Covid. Altri casi riguardano un'altra ragazzina a Padova, 3 adolescenti a Verona, tra cui una bimba di 10 anni ancora ricoverata per le cure ed una a San Donà di Piave, tutti ricoveri che si sono conclusi o si stanno per concludere con cure farmacologiche specifiche senza che si sia dovuti ricorrere fino ad ora a nessun trapianto d'organo. La prevenzione rimane l'arma più efficace in questo momento in cui i ricercatori stanno cercando di individuare come si stia trasmettendo il virus, che non sembra riconducibile a nessuna delle forme fino ad ora conosciute, e quindi tutte le epatiti del tipo A, B, C, D ed E. I sintomi sono molto chiari, a cominciare da febbre, nausea, dolori addominali o vomito, per finire nei casi più gravi con l'ingiallimento della pelle o della parte bianca dell'occhio, situazione che fino ad ora non è stata mai riscontrata in Veneto. L'intervento precoce, a quanto sembra fino ad ora, garantisce però di poter arginare il virus più facilmente con risultati più veloci. Il virus infatti scatena un aumento delle transaminasi ed è capace di distruggere le cellule del fegato. Sul piano della ricerca, il principale indiziato come vettore della malattia rimane l'adenovirus in associazione al Covid, circostanze che peggiorano anche la gestione di questa patologia, che già si presenta di per sé come aggressiva. I ricercatori escludono invece legami con il vaccino. Direi innanzitutto di rassicurare i genitori. Dal punto di vista epidemiologico, questa epatite, la cui eziologia non è stata ancora del tutto definita, ha colpito, per motivi anche qui sotto indagine, una zona che è quella del Regno Unito. I genitori avranno sentito o avranno visto dalle vostre comunicazioni che sui 169 casi riportati effettivamente la maggior parte, quindi 111, si sono verificati nel Regno Unito. Quindi questo vuol dire che tutti i restanti altri casi hanno interessato tutti i restanti paesi europei, l'Italia veramente molto pochi, quindi li rassicurerei in questi termini. Che poi i genitori siano attenti al loro bambino di 5 anni, perché la tipologia del bambino è veramente quello di 5 anni. Presenti una situazione di stanchezza, che è la prima manifestazione, e poi diciamo purtroppo la più temibile, quando lo vedono diventare giallo, che noi non ce l'auguriamo, ecco, questo è il campanello d'allarme. Però direi di altre manifestazioni assolutamente li rassicurerei dal punto di vista epidemiologico. A livello personale poi ho avuto la possibilità di parlare direttamente con i miei colleghi, perché ho lavorato per 4 anni in Inghilterra, questo mi ha facilitato, e essendo bambini piccoli la maggior parte non erano vaccinati e quindi non c'è nessuna correlazione, come non sono nemmeno certi che ci sia una correlazione con l'infezione da Covid, però in una casistica dei primi 60 casi sospetti hanno effettivamente trovato in 10 casi la positività per il coronavirus, mentre in una casistica ben più ampia il 60% fino al 70-80% avevano l'adenovirus. Ecco perché sentite parlare soprattutto dell'adenovirus.